Ci spostiamo a Caldiero, sempre in provincia di Verona, a casa della pittrice Rosabianca Cinquetti. Si tratta di un luogo in cui regnano ordine e pace, dove la creatività affiora anche nei dettagli più piccoli. L'idea cardine che ha sempre contraddistinto il suo lavoro risiede nel fatto che è necessario un progetto ben preciso per portare un'opera a compimento. Ho assimilato fin da bambina il concetto che per arrivare alla realizzazione di qualcosa ci voglia un progetto rigoroso. È quasi un gioco mentale. Continuo a dipingere fori, sono sempre quelli e sono sempre diversi. La pastaiola è solamente un pretesto, in quanto facendo sempre gli stessi fori della stessa pentola cambia ogni volta il quadro perché cambia il mio approccio, il mio stato d'animo, il mio sentire in quel momento. Negli archivi della pittrice abbiamo trovato un video risalente a 5 anni fa, all'interno del quale si illustra la mostra presentata nel Palazzo della Gran Guardia a Verona. Intitolata Dentro Fuori, comprendeva 31 dipinti ad olio di grandi dimensioni. Tutta questa mostra è ambientata all'interno della mia casa e anche un po' all'esterno nel giardino. Il protagonista è la luce che entra attraverso le tende, che illumina gli spazi e che illumina anche l'interiorità. Il ciclo delle pentole è forse quello che mi caratterizza di più e che amo di più. Mi pongo davanti a questo quadro perché lo considero un po' il quadro madre di tutte le altre opere. E poiché la mia pittura è sempre stata considerata da me una situazione di intimità, a me serve come ricerca, è quasi un modo per farsi la psicanalisi da sola.